Cari amici ben incontrati, oggi è Venerdì Santo. Già il nome dice la preziosità di questo giorno. Venerdì Santo perché ricordiamo appunto la passione e morte di Gesù. Chi ci ha seguito ieri sa che oggi riprenderemo la lettura, l'ascolto e un commento sulle 7 parole di Gesù in croce. Oggi commenteremo la terza, quarta e quinta parola. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Un piccolo gruppo di donne ti ha accompagnato fino alla fine. Con esse, ai piedi della croce, c'è anche tua madre e il tuo discepolo prediletto, Giovanni. Per loro hai una parola di cura e di affetto. Consegni dapprima il discepolo alla madre e poi affidi la mamma al discepolo. Donna, ecco tuo figlio. Ti preoccupi che Maria continui ad essere madre. Ora che stai per lasciarla, trovi per lei altri figli, verso i quali ella possa estendere la sua attenzione e premura. I tuoi amici saranno suoi figli e Maria sarà madre di molti, madre di tutti i tuoi discepoli. I tuoi ora sono suoi. E al discepolo rivolge l'invito di accogliere Maria come madre. Ecco tua madre, dici. C'è in questa parola la preoccupazione che Maria abbia una casa, una famiglia, che qualcuno abbia cura di lei, che non rimanga sola. Ma più ancora, c'è l'intenzione che lei possa continuare ad esercitare la propria maternità, possa continuare ad essere madre nella casa dei tuoi figli, la Chiesa. E l'Evangelista Giovanni annota che da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Mi chiedo che cosa è successo da quell'ora in poi. In realtà i tuoi discepoli sono stati fedeli alla tua consegna. Non c'è luogo di culto, non c'è casa cristiana, non c'è angolo dei nostri paesi che non abbia un segno di Maria, una immagine, una statua, un capitello, una pala d'altare. I tuoi l'hanno veramente accolta nella loro casa, nelle loro case. Ma più ancora fedele alla consegna è stata tua madre. Maria non ha mai abbandonato i tuoi. Lungo tutti i secoli della storia del cristianesimo, Maria ha voluto essere madre. In modo particolare, in alcuni momenti drammatici della storia,
lei ha voluto visitarci ed esercitare su di noi la sua maternità. Penso in particolare a Fatima, a Lourdes e a tanti altri luoghi visitati da Maria allo scopo di sostenere la speranza dei suoi figli. Il popolo cristiano ora invoca tua madre con la preghiera dell'Ave Maria e dice: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Come dubitare che la madre, che ha ricevuto la consegna dal figlio morente, non sia accanto ai suoi figli, tuoi fratelli, nell'ora della loro morte? Anche di una morte come quella di questi giorni, vissuta in estrema solitudine? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eri stato crocifisso alle 9 del mattino. Da ore eri sulla croce in mezzo a terribili sofferenze fisiche. Ai piedi della croce i soldati e i passanti continuavano a farsi beffe di te. Anche uno dei 2 ladroni crocifissi continuava a insolentirti. Nella tua mente passi in rassegna volti e persone incontrate nei 3 anni di vita pubblica, in ogni angolo della tua amata terra. Persone da te beneficate, fatte oggetto di una cura, di una guarigione, di una parola di conforto. Persone a cui hai offerto perdono, solidarietà, pace. E ora ti vedi solo e abbandonato. Nessun gesto, nessuna parola che dica presenza, solidarietà, gratitudine, riconoscenza. Solo un piccolo gruppo di donne, rimaste addebite a distanza, solidarizzano con il tuo dolore. Sei immerso nella più piena solitudine. Il tuo cuore umano è sconfortato. Ogni uomo ha bisogno di qualche segno di gratitudine per il bene fatto. Anche il tuo cuore ne avvertiva il bisogno. Della ingratitudine ti eri lamentato quel giorno quando guaristi 10 lebbrosi e solo uno di loro tornò da te per ringraziarti una volta che si vide guarito. Di ingratitudine si può morire. Passano le ore e a mezzogiorno un buio profondo avvolge la terra, un manto scuro che rende ancor più drammatico quanto ti sta compiendo sul monte della crocifissione. Un buio che rende ancor più angosciosa la tua percezione di essere solo e abbandonato. Alle 3 del pomeriggio, dalla tua bocca esce un alto grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
davanti all'ingratitudine umana e all'abbandono di tutti, ti rivolgi al Padre perché venga incontro alla tua estrema debolezza. Nell'orto degli Olivi gli avevi chiesto che se fosse possibile passasse da te quel calice di sofferenza, ma ti eri rimesso alla sua volontà e il Padre permette che tu sperimenti fino all'ultima goccia l'amarezza del calice. Il tuo tuttavia non è un grido senza un destinatario, è un grido rivolto al Padre. È un grido che esprime una domanda angosciosa. Perché? Perché? Nel tuo trova posto il grido angosciato di tanti uomini e donne che non comprendono il perché di tanto loro dolore. La risposta del Padre avverrà la domenica di Pasqua. Anche per noi oggi è importante seguire il tuo esempio, avere il coraggio di gridare al Padre e attendere nella speranza i tempi della sua risposta. Ho sete. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Il tuo corpo straziato sulla croce soffre terribilmente. Avverte soprattutto il bisogno di un po' d'acqua, il bisogno di bere. Ho sete, dici. La disidratazione è lo svanire del nostro essere, della nostra sostanza. Il corpo e la mente sembrano sciogliersi nel nulla. Soffrire la sete, ardere nel corpo per la mancanza d'acqua è esperienza terribile. Lo provano le persone che si smarriscono nel deserto senza provvista d'acqua o chi subisce la tortura della privazione dell'acqua. È ciò che provi anche tu, sulla croce. Ti senti morire e nella tua estrema debolezza dici: ho sete. Il tuo corpo ha sete, ma è solo il tuo corpo ad avere sete? Anche alla donna di Samaria, che ti incontrò seduto e stanco presso il pozzo di Giacobbe, tu avevi chiesto: donna, dammi da bere. E avevi suscitato il suo stupore per il fatto che un uomo giudeo chiedesse da bere a una donna samaritana. Ma alla donna tu non chiedevi soltanto l'acqua del pozzo, tu chiedevi anche altro, soprattutto altro. Esprimevi il forte desiderio che quella donna si aprisse a te, nella sua ricerca di amore e di verità, nella sua ricerca di Dio. Tu quel giorno eri assetato di rivelarti a lei come sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna. Manifestavi a quella donna il grande desiderio che abita il cuore di Dio: offrire amicizia ad ogni uomo e attendere in cambio una risposta d'amore. Perché sì, c'è una sete anche in Dio, la sete di essere corrisposto nell'amore. Ora sei appeso alla croce,
straziato dai dolori, consumato dalla sete e dichiari a tutti: ho sete. Sì, la tua sete non è solo sete di acqua, essa è soprattutto sete di amore. È sete che il tuo amore sia corrisposto con l'amore. Mentre fai dono di tutto te stesso, hai sete di una corrispondenza d'amore, che le persone rispondano all'amore con l'amore. A me oggi, dalla croce, tu continui a dire: amico e fratello, amica e sorella, per te ho dato la vita. Vedi, cogli il mio ardente desiderio di ricevere il tuo amore. Corrispondi al mio amore, perché ho ardente sete della tua sete di me. Mi interroga nel profondo, Signore, questa tua richiesta d'amore. È freddo il mio cuore, spesso dubito del tuo amore. Donami almeno che si avveri in me quella parola del Salmo che dice: o Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Signore, che alla tua sete di me corrisponda la mia sete di te. Cari amici, anche oggi abbiamo ascoltato e commentato in forma di dialogo con il Signore 3 delle 7 parole di Gesù in croce, esattamente la terza, la quarta e la quinta. Se Dio vuole, domani saremo ancora qui ad ascoltare e a commentare appunto la sesta e la settima. Per ora ci salutiamo con la benedizione. Oggi, Venerdì Santo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buon Venerdì Santo.